Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. E la linea torna a Giulio Cainarca. Rieccoci in onda e un buongiorno ben trovata come tutti i lunedì intorno alle 9:15 a Carla De Bernardi con il suo libro Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso edito da Iacabook, che è la nostra Bibbia del lunedì. Buongiorno Carla, come stai? Bene, tu? La Bibbia del lunedì non è male però, no? È una Bibbia laica, non offende nessuno, anzi ci dà tante informazioni utili e curiose. È un libro che è uno scrigno di cose che poi ti fanno partire in mille direzioni per cercare di approfondire, di sapere, di conoscere. È un libro che stimola anche, oltretutto, oltre ad essere una fonte di notizie, no? Allora, oggi di che cosa ci parli, Carla? So che c'hai in serbo un personaggio molto interessante. Sì, che molti conoscono, quindi magari qualcuno dirà, lo so già, che palle. E invece però, per chi non lo conosce, è veramente un tipo intrigante. Ma tu mi dicevi che ne stai leggendo qualcosa? Ma guarda, sto leggendo un libro che ho trovato qua vicino a casa mia, c'è una libreria che ha tanti libri di storia anche milanese. Per la Selecta Edizioni c'è un libro, non so di quanto tempo fa, perché sono anche cose un po' fuori commercio, dedicato proprio a questa figura di cui tu ci parli. Anzi, se aspetti un attimo te lo vado a recuperare e poi ti leggo qualcosa di più dettagliato, mentre tu introduci l'argomento di oggi. Ok, allora, per l'appunto molti di voi lo sanno che è esistito questo personaggio che si chiama il prete de Retanà, Giuseppe Gervasini, detto il prete de Retanà perché lui tra le altre parrocchie era stato appunto parroco di Retanate. Lui è un personaggio che, partiamo dalla sua tomba al Monumentale, che è un luogo di culto perché c'è questo busto in bronzo e carico di rosari, circondato dai fiori, di ex voto, eccetera, eccetera, perché è un personaggio di cui si ritiene che abbia avuto capacità di guaritore e che tuttora, se tu metti sotto la protezione un tuo caro o te stesso, vai da lui, gli porti appunto un ex voto o qualcosa di simile o dei fiori, hai la guarigione, perché lui era un guaritore. Era un po' un Don Camillo e un po' un Padre Pio, senza tutto però quell'armamentario di stimmate e tragedie che circondano Padre Pio. Adesso lo dico con rispetto ovviamente, perché lui era molto più bonario, lui era un personaggio del popolo, era figlio di un cavatore di pietre e di una aspettate che ve lo dico che non me lo ricordo, nato a Robarello, Sant'Ambrogio Rona, sì, la madre era operaia in una filanda. Lui non ha, la madre, quando muore il padre, la madre non aveva i soldi per farlo studiare e quindi lo manda in seminario e studia prima a Torino. Ah, vedo Giulio che ti sei fatto un taglio di capelli estivo. No, li ho semplicemente fatti crescere un po' rispetto a prima, per cambiare un po' la musica, diciamo. Ecco, stavo cercando e l'ho trovato questo libro, ma non si vede. Non si vede, però è delle edizioni Selecta, per dire la verità. E chi l'ha scritto? È stato scritto da Francesco Ogliari, Franco Fava. Sì, esatto, è uno delle Bibbie Eccolo. su Rattanà. Credo che sia del 2012 addirittura, per quello ti dicevo che non so se si trovi al di fuori di questa preziosa libreria. Che qua in Corso 22 Marzo c'è una libreria che ha di tutto, di queste robe qua, anche fuori commercio, normalmente fuori commercio, c'è una sezione milanese molto nutrita. Bisogna avere la fortuna di trovarlo. Comunque questo nostro prete Ratanà, nato a Robarello, va a studiare in seminario, prima a Torino e poi al seminario di Corso Venezia a Milano, quello che adesso è diventato, per fare un salto nell'attualità, l'albergo Portrait di Ferragamo. Pensa da seminario segni dei tempi, diciamo così. A hotel di stralusso. Io sono entrata, devo dire che è veramente un albergo, a parte appunto di stralusso. No, è il bello che all'ingresso c'è ancora il motto di Borromeo, no? Humilitas. Humilitas, che poi capirai. Humilitas non c'è proprio niente. Però insomma il motto è rimasto, il motto che è il motto dei Borromeo. No? Sì, poi, appunto. cioè non alla fine. Già era discutibile e applicato ai Borromeo, figuriamoci adesso all'alta moda. San Carlone era uno molto casto, infatti
sembra anche che avesse mandato a quel paese un servitore che gli voleva mettere nel letto una ragazza di facili costumi. Era molto severo, portava il cilicio, si dice, mangiava una volta solo al giorno, mangiava solo pane e acqua, insomma San Carlone era uno che metteva in pratica l'humilitas, pur appartenendo a una famiglia ricchissima. I Borromeo erano praticamente ancora più che una famiglia, perché avevano anche un esercito. Insomma, adesso non divaghiamo e torniamo al nostro prete. Il prete va a studiare lì e poi va a fare il servizio militare a Caserta, dove impara, si appassiona allo studio delle erbe e come si dice, della medicina officinale. Si appassiona, poi quando torna a Milano gira un po' di parrocchie e lui ha il torto, se vogliamo dire così, non per noi, ma non per la storia, ma per il conte Greppi, all'interno della cui proprietà c'era la parrocchia di Retanate, ha il torto di difendere i rivoltosi del 98 che il Bava Beccaris massacrò. Lo sai, la famosa rivolta, si dice, del grano o della michetta, perché era aumentato spropositamente il prezzo del grano e gli operai che mangiavano la michetta già allora con la mortadella, chi poteva, si vedono aumentare il prezzo del pane e quindi si vedono impossibilitati a portarsi dietro al lavoro la loro porzione quotidiana la loro michettina, e quindi si rivoltano, ma si rivoltano senza armi, un po' da straccioni, per dirla con un termine affettuoso, non un termine denigratorio, e il generale Bava Beccaris gli spara addosso e ne fa fuori parecchi. Dopodiché riceverà da Umberto I la medaglia d'oro al valor militare, che gli costerà la vita al re, perché l'anarchico Bresci lo ammazzerà proprio perché ha dato questa medaglia al Bava Beccaris, ma questa è ancora un'altra storia. E appunto, come dicevi tu prima, gli incroci, no? E andarsi ad approfondire, perché poi l'anarchico Bresci è legato anche a un quartiere di Milano che si chiamava, non c'è più, il Bottonuto, dove adesso c'è via Lattica, perché sembra che l'ultima notte l'abbia passata lì in un casino che si chiamava El Pochet, sopra un ristorante che si chiamava El Pochet. Insomma, tutte storie che si vanno a intrecciare. Milano all'epoca del Pret non era una metropoli, non era come adesso, era un po' un paesone. E questa specie di Don Camillo, questa specie di guaritore, a un certo punto viene squalificato, non era un giocatore di calcio, viene scomunicato proprio su richiesta del Greppi, poi verrà restituito a Divinis l'anno dopo, ma questo passerà abbastanza sotto silenzio. Lui continuerà a fare le sue messe privatamente, perché la sua fede non era messa in discussione da questa scomunica. Poi però viene reintegrato, viene mandato in varie parrocchie, tra cui anche San Bernardino alle Ossa, e lì c'è un altro capitolo che si apre, quello di San Bernardino alle Ossa, che chi non lo conosce vada di volata oggi stesso, se è aperta, a visitarla, perché, e nel mio libro ne parlo di San Bernardino, perché anche lì c'è tutta una storia. Magari la prossima volta facciamo una storia di San Bernardino, così abbiamo già l'argomento. Che è interessante, molto. Sì, a un certo punto lui riceve in dono da un suo una persona che aveva guarito, perché lui guariva tutti, poveri, ricchi, andavano tutti lì da lui, si mettevano in coda e aspettavano che lui li ricevesse. Questo alla casa di via Fratelli Zoia, che lui aveva ricevuto in dono da un ricco signore che era stato miracolato, per usare un termine un po' enfatico, e gli aveva regalato questa cosa, vicino alla cascina all'interno dove aveva abitato Petrarca, al Parco delle Cave, ed ecco un altro argomento. E curava con le erbe, con l'acqua del fontanile, dava anche volentieri un calcio nel sedere o due ceffoni se qualcuno gli sembrava non tanto sincero, per così dire, il famoso malato immaginario. E rimarrà alla cascina all'interno fino alla sua morte nel 1941, e poi appunto al Monumentale c'è questo piccolo luogo di culto. Si dice che lui abbia guarito anche personaggi molto importanti come la figlia di Mussolini, o curato per meglio dire, che era affetta da poliomelite, e poi ci sono tanti aneddoti. Allora, intanto il tram che si fermava a via Fratelli Zoia, che era il 34, era detto il tram del Pret de Retanà. La fermata era la fermata del Pret de Retanà, non era più, aveva quella connotazione lì.
e lui comprava tanto pane, o lo faceva fare da non so chi, metteva a disposizione della gente il pane per nutrire anche, soprattutto i poveri, e poi il pane raffermo lo usava insieme alla frutta che lasciava marcire, lo usava proprio come cura, e poi andava in giro a cercare le erbe come aveva imparato a Caserta. E quindi faceva queste tisane, questi miscugli, queste prescrizioni a base di erbe, di bicarbonato, di tutti i prodotti di questo tipo, e però le persone guarivano. Allora si dice che il tram, quando anche Don Gervasini non era lì alla fermata ad aspettarlo, si fermava lo stesso. Si fermava lo stesso perché sapeva che prima o poi arrivava Don Gervasini. Raccontano 2 o 3 aneddoti le persone che ancora si ricordano magari che la mamma o la nonna era andata a Gervasini. Allora, questa è un po' particolare, la prendiamo per buona. Dice che a un certo punto lui ha preso una bambina e l'ha buttata dalla finestra del primo piano, e la bambina è finita nel ruscello sotto casa, ma lui è corso fuori 300 all'ora per andare a recuperare la bambina nel ruscello, e ci è riuscito per fortuna. E però la bambina si era messa a urlare mamma, mamma, e il problema era proprio quello, che la bambina non parlava. E quindi la mamma era andata da lui a dirgli che la bambina non parlava, cosa poteva fare? Lui la butta nel ruscello e la bambina parla. Io non so se sia vero o no. Ce n'è un'altra su quello, una bambina che non parlava, e questa è carina anche questa, di una mamma che gli dice Pret, il mio figlio non parla, insomma tutto uno sproloquio in cui questa madre agitatissima continua a parlare, che non la si può fermare, e il prete le dice: se lei continua a parla solo lei, la bambina non parlerà mai. E quindi ci sono tutti questi piccoli aneddoti. Pare che non fosse uno che curava molto l'estetica, la sua tonaca sembra non fosse molto pulita, sembra che lui non fosse molto pettinato, era un po' scarmigliato, ma insomma era questo personaggio qua. Viveva anche in una lercia, diciamo, no? Cosa? Viveva anche in una casa un po' lercia, in una serie di case. Sì. A parte che dicono che quando era stato ordinato prete, a un certo punto era arrivato tardi a questa cerimonia, gli avevano detto che il cibo che doveva mangiare era nel pollaio, e sembra che lui sia andato a mangiare il cibo dei polli. Gli avevano fatto uno scherzo. Adesso, sai, poi le leggende si alimentano da sole, no? Comunque, certo. Il Walter di Gemma, che tu conosci sicuramente. Sì, e come? Ha fatto un bellissimo pezzo sul Prederatana. Sì, io ce l'ho qua, ve ne leggo 3 righe. In la via Fratelli Gioia, col suo ort e la sua ca, el viveva senza tonega un lunatic sciorcurà. Coi decoti benefizi el donava cen curios, che da lui con sacrifici se fiondavano fiducios. Con sanguette 100 impiaster el guariva i suoi malà, senza di l'Ave Maria, i ciapava sotto braccio con una longa terapia de 100.000 parolacce. Perché sembra sì. che lui non fosse alieno dall'usare parolacce. Una volta pare che ci fossero delle donne che aspettavano appunto il loro turno, è arrivato uno che trafelato, e lui gli ha detto venga, lasci perdere quelle troie, cose così diceva. Poi se capiva che uno era un malato immaginario, gli mollava dei calci nel sedere o gli buttava dell'acqua in faccia, perché lui vedeva, si dice che vedesse l'aura. Sai che tutti noi abbiamo un'aura di energia, che tra l'altro è anche alla base di una teoria per cui a seconda del colore chi vede l'aura la vede anche in diversi colori, per cui per esempio la rabbia è verde, la paura è, adesso dico per dire, rossa, la felicità è gialla, dico per dire, non sono un'esperta e quindi sto buttando lì a casaccio, però lui vedeva dove l'aura era interrotta e quindi capiva qual era l'organo colpito. Se l'aura era interrotta in corrispondenza del fegato, del polmoni o di qualcos'altro, lui intuiva la malattia e giù a prescrivere decotti e sanguisughe, perché lui prescriveva anche le sanguisughe. All'epoca si usavano le sanguisughe, a me ha sempre fatto molta impressione, però era un rimedio molto usato. Sì. E questo è il nostro Prederatana. Il sindaco dell'epoca era Mussi, se non ricordo male, sempre per tornare a parlare dei nostri sindaci. Lui ha vissuto sia con Vigoni, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che con Mussi. Continueremo, che è stato un sindaco che proprio in relazione a quello che era successo col Bava Beccaris fu forse il primo sindaco socialista,
perché c'era stata molta indignazione per questo massacro del Bava Beccaris. Quindi la settimana prossima abbiamo detto che parlavamo, mi sono già dimenticata. Parlavamo, hai detto, del San Bernardino alle Ossa. Ecco, parliamo di San Bernardino alle Ossa e poi magari continuiamo con i sindaci, tanto ne abbiamo ancora parecchi. Ecco, magari adesso Federico arrivare a sala. riesce a farci sentire un pezzo del pezzo di Di Gemma, della canzone Dai, fantastico. di Di Gemma sul Pre de Ratanà. Ce la siamo sentita tante volte, ma è sempre gustosa, sempre bella. Allora, eccola qua. E la linea torna a Giulio Cainarca. Torna per salutarci, perché ci salutiamo qua. Buona mattinata a tutti, buona prosecuzione di ascolto su Radio Libertà. Pagina Facebook, avete tutto quello che va in onda oggi e non è poco. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardo.